È uno dei responsabili, dei consiglieri del gruppo podistico Avis Taglio di Po, perché lo abbiamo intercettato e bloccato davanti al municipio, perché c'è una bellissima iniziativa, naturalmente in versione Covid, e ce lo facciamo spiegare da lui. Cosa state progettando voi che avete ormai da anni inventato i 4 passi per il taglio? Quest'anno cosa fate? Buonasera a tutti. Domenica 31 sarebbe stata la 43esima edizione della 4 passi per il taglio, che ovviamente per l'emergenza sanitaria non si può disputare in piazza come tutti gli anni, e sfruttando un paio di cose, il fatto che si può correre a livello individuale e il fatto che tutti corrono più o meno con questi oggettini gingilli elettronici, abbiamo pensato di farla in maniera virtuale. E quindi? Quindi ognuno può correre 9 km o camminare 6 km da casa propria, e poi invia il risultato a noi tramite mail o tramite WhatsApp, e noi faremo le classifiche. Sì, sempre durante la stessa giornata, quindi domenica 31. Si può svolgere tra sabato e domenica, quindi abbiamo la possibilità di farlo in 2 giorni, quindi sia sabato 30 che domenica 31, e l'invio dei risultati entro lunedì 1 giugno. Allora proviamo a capirne un po' di più. Praticamente avete un'app, ci ha fatto vedere prima l'orologio, io lo chiamo orologio, ma probabilmente è uno smartphone in miniatura o cosa? Sì, esatto. Ecco, allora, com'è cosa succede? C'è un'app che segna cosa? Allora, l'idea del virtuale è nata prima dell'emergenza Covid, cioè chi corre o cammina già da alcuni anni hanno tutti questi orologi, che non sono orologi, sono dei GPS che permettono di registrare una serie di dati, non solo i tempi, ma consumo calorie, eccetera. C'è la possibilità già da anni di fare delle gare virtuali, nel senso che io faccio un percorso, lo metto su dei social, il più famoso che c'è è Strava, che è usato sia dai ciclisti che dai podisti, e poi chiunque può fare lo stesso percorso e confrontarsi, quindi fare delle gare virtuali. Noi abbiamo sfruttato questa possibilità che da anni c'è grazie a questi oggetti elettronici, diciamo così, per fare anche la 4 passi virtuale. Ecco, tra l'altro fuori onda mi dicevi che ci sono iscritti anche persone da Canicattì, da Trapani, da tutte le parti d'Italia, o sbaglio? No, praticamente questa ci dà la possibilità, ovviamente senza spostarsi, che ognuno corre da casa propria. Abbiamo già un'ottantina di iscritti, abbiamo un iscritto da Vibo Valencia, abbiamo una ragazza austriaca che si è iscritta, abbiamo 3 da Rimini, quindi insomma c'è gente un po' da tutta Italia e anche fuori Italia che si è già iscritta e che correrà da casa, partecipando così, insomma, stando assieme a noi, insomma. Ecco, noi stiamo vedendo e scorrendo alcune immagini delle passate edizioni e facciamo vedere anche la locandina. Cosa bisogna fare per venire domenica qua a Taglio di Po? Sì, basta iscriversi entro venerdì sera alla pagina Facebook dell'evento, noi inviamo il pettorale personalizzato, e poi basta correre o camminare e inviare anche le foto, un modo per stare insieme. E devo dire che non è solo un modo per ricordare la 4 passi per il taglio, ma è un modo anche per fare beneficenza, perché noi, pure se l'iscrizione è gratuita, diciamo che è gradito il versamento di almeno 5 euro sul fondo comunale, quello creato da Foglie Vive proprio per l'emergenza coronavirus per le famiglie in difficoltà. Perfetto, ti ringraziamo, speriamo che come sempre sia un successo, anche se quest'anno in versione quasi virtuale. Grande il gruppo podistico Avis Taglio di Po, e grazie a Michele Veronese. Grazie a voi.